Prosegue il primo tour in Sardegna dell'ambasciatrice indiana Nina Malhotra. Questa mattina, dopo l'incontro con il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e l'assessore regionale all'agricoltura Valeria Satta, tappa nella sede della Camera di Commercio per una conferenza rivolta a tutte le imprese del territorio, con l'obiettivo e la speranza di rafforzare ulteriormente i rapporti istituzionali e commerciali tra l'isola e l'India, paese più popoloso del mondo e terza potenza nello scacchiere geopolitico mondiale. La Sardegna, che ha sia un settore turistico di grande rilievo, che è già di interesse per l'India. Abbiamo molte celebrità, molti personaggi famosi indiani che visitano già l'India la Sardegna, scusate, per turismo. E poi anche molto importante rafforzare i rapporti per quanto riguarda il settore agricolo. Sappiamo che la Sardegna ha un fiorente settore agricolo e anche di allevamento, in particolare ovino, quindi ci possono essere prospettive appunto di scambi anche in questo settore. Da ultimo anche i rapporti con l'università, in particolare con l'Università di Cagliari, che sappiamo di essere di altissimo livello, e quindi ci interessa una collaborazione anche dal punto di vista dei rapporti accademici, quindi anche appunto, come dicevo prima, di scambi con gli studenti. Ho avuto il privilegio, il grande onore e anche l'enorme piacere di organizzare la missione diplomatica dell'ambasciatrice qua in Sardegna. Abbiamo creato un'agenda fitta di incontri tesi proprio a scambi commerciali, culturali e ad una immediata operatività. Ci sono enormi opportunità in questo senso, perché si tratta della terza potenza mondiale ormai nello scacchiere geopolitico internazionale, del mercato più vasto e della terra della nazione più popolosa del mondo. In programma, prima della partenza di domani per il Nord Sardegna, l'incontro a Villa Devoto con il governatore Cristian Solinas.